Buonasera e bentrovati a questa prima puntata dell'anno di Economai FVG. Apriamo l'anno decidendo di parlare di quello che è il bene al quale i friulani sono più legati, e cioè lo vedete dal nostro titolo, la casa, casa dolce casa in questo contesto, perché naturalmente si sa che per noi la casa è il bene fondamentale, quello a cui teniamo di più, quello sul quale investiamo, e bisogna dire che dopo che è arrivato il Covid c'è stato quasi paradossalmente, ma poi insomma lo vedremo anche grazie agli incentivi fiscali come il super bonus che hanno dato una grande mano al settore dell'edilizia, c'è stato un grande ritorno, diciamo, al bene casa, e le compravendite insomma negli ultimi 2 anni sono sicuramente andate molto bene. Noi vogliamo fare una panoramica questa sera per capire intanto come si è chiuso questo 2002, ma soprattutto che cosa ci aspetta nel 2022, scusate, soprattutto quello che ci aspetta nel 2023. Lo facciamo con chi vende le case, ma anche con chi le costruisce. Vi presento subito gli ospiti, a cominciare da Leonardo Piccoli, che è il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buonasera Piccoli. Buonasera, buonasera. Ecco, vi dicevo anche chi costruisce le case. Buonasera ad Angela Martina, presidente di ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Udine. Buonasera a tutti. E buonasera a Lino Domini, che è il presidente Confcommercio, Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari di Udine. Buonasera. Buonasera Domini, parto proprio da lei perché voi siete freschi della presentazione proprio a inizio anno del vostro borsino immobiliare appunto per la provincia di Udine, che ha dato un po' i numeri di quelli che sono i valori per le case, prime case, case vacanza, insomma metri quadri eccetera eccetera. Insomma, allora parto da lei chiedendole di farci un po' un quadro di quella che è la situazione che ci troviamo di fronte. Beh, chiaramente l'acquisto degli immobili è il nuovo che ha fatto la variazione sui prezzi, e questo è legato al fatto che purtroppo il costo del materiale e il costo della manodopera e tutto quello che ha inciso a causa del bonus 110 chiaramente ha trascinato un aumento non indifferente anche a livello logistico, per cui ci troviamo in un centro storico un aumento stimato sul 27,5% di quello che erano i valori del metro quadrato. È chiaro che arrivare a 5.000 euro al metro quadrato non è, cioè è una tipologia di immobile che sicuramente ha una qualità sia energetica sia a livello di finiture alte per essere proposta ad un cliente anche alto. Sì, insomma, diciamo che fa un certo effetto sentir parlare di 5.000 euro al metro quadro in centro a Udine. Quanti sono gli immobili, diciamo, che ci sono sul mercato però a quel prezzo lì? Ma di immobili così ce ne sono pochi, ma credo che anche i clienti sono pochi che possono attingere ad un costo così elevato. Quindi diciamo che le nuove costruzioni, se sono a consumi zero e con queste caratteristiche, ci può stare a queste cifre, insomma. Allora, fermo lì che poi facciamo sicuramente una panoramica entrando anche nel dettaglio. Martina, per quanto riguarda invece voi che le case le costruite, abbiamo sentito insomma questa grande impennata del prezzo sul nuovo, data insomma sicuramente anche dal costo delle materie prime. È solo questo o ci sono anche altri fattori che insomma determinano questi aumenti? Allora, innanzitutto sì, il costo delle materie prime, si sa, è stato anche molto pubblicizzato, è aumentato grandemente. Sicuramente è dovuto al super bonus, perché c'è stato un periodo in cui i materiali non si trovavano, quindi l'impennata è stata anche dettata da questo. È anche vero che per anni però i materiali hanno avuto un costo che è rimasto costante nel tempo, quindi la crescita e l'aumento poteva essere anche fisiologico, in alcuni casi c'è stata una vera e propria impennata. E sicuramente è questo uno dei motivi dei maggiori costi, sicuramente il costo dell'energia impatta sul cantiere perché è materia prima, è materia prima, e anche una richiesta di immobili con maggiori prestazioni sicuramente ha un costo superiore che poi nel tempo viene ripagato, quindi un immobile, no, con un valore elevato dovrebbe mantenere. Soprattutto adesso insomma, che si sta molto attenti a quelli che sono i consumi anche di una casa vetusta. È logico che i consumi aumentano sia sul fronte soprattutto del riscaldamento. Comprare una casa in classe A ha dei vantaggi, ha dei costi però. Esatto, i costi che però dovrebbero essere anche ripagati nel tempo, sia perché il valore dell'immobile rimarrà nel tempo, sia perché comunque consentirà un risparmio nell'utilizzo.
Eh sì, allora Piccoli, chiedo a lei, insomma, che è anche un quadro anche più nazionale, diciamo in questo caso, il nuovo sul totale delle vendite quanto incide, cioè quanto sono propense le persone ad andare a investire su una casa nuova e quanto invece magari si affidano a quello che c'è già sul mercato? Sì, buonasera. Allora, prima di iniziare la trasmissione ricordavo simpaticamente a Domini che noi rappresentiamo due sindacati diversi, la FIAIP e la FIMA, però il mercato immobiliare è unico e quindi guardiamo questo mercato immobiliare. Il mercato immobiliare a livello nazionale, devo dire, gli indicatori oggi ci danno una chiusura ad anno 2022 a circa 770.000 compravendite. Ricordo nel 2021 che è stato un anno eccezionale essere state 748.000. Parliamo di mercato trascinato dall'usato. Il nuovo, devo dire che l'ultima rilevazione fatta relativa al terzo trimestre 2022 ha visto scendere la percentuale di compravenduto del nuovo che si è portato dal 10%, che era la media nazionale, all'8,4%. Devo dire anche in questa nostra regione mi sento di confermare questa tendenza al ribasso per tanti motivi. Innanzitutto la cantieristica oggi nuova è una cantieristica che deve comunque guardare quelle che sono anche le prestazioni energetiche molto importanti, in particolare in classe A e classe B. Ciò significa dei costi molto importanti della cantieristica che poi chiaramente si ripercuotono su quello che è il valore finale dell'immobile. Quindi parliamo di valori importanti del nuovo. E questo, devo dire la verità, oggi per quanto riguarda la domanda, che comunque è molto alta sia a livello nazionale sia a livello locale, ma molte volte questa domanda è una domanda debole, molto debole e anche non finanziabile. E devo dire anche un'altra cosa, gli imprenditori oggi in campo edilizio sono anche obbligati a dare delle garanzie molto importanti e su questo noi come federazione siamo d'accordo a tutela dell'acquirente e parliamo delle fideiussioni a fronte di anticipi che vengono versati. Questo comunque è qualcosa che se dal punto di vista della garanzia tutela l'acquirente, danneggia, se vogliamo, anche quello che è l'impresa, in quanto deve comunque accantonare questo importo e non utilizzarlo per l'azienda. Quindi io capisco oggi la grande difficoltà di quelle che sono le imprese edili, quindi guardo simpaticamente l'ingegner Martina e devo dire siete bravi, siamo ancora qua, abbiamo passato 2 anni molto difficili, però se siamo qua vuol dire che siamo veramente resilienti, una parola che a me non piace molto, ma noi siamo la dimostrazione. Eh sì, assolutamente. Ecco, Martina, per quanto riguarda proprio questo punto, super bonus, ecco, guardate con preoccupazione il fatto che insomma, il governo Meloni abbia deciso di fare una piccola inversione di marcia e quindi ritornare a valori magari di fiscalità minori del 110%, insomma più sul 90%. Ecco, questo può cambiare molto o di fatto comunque la strada è un po' segnata e quindi si continuerà insomma, a perseguirla? Allora, cambia nel senso che il 110 era tutto, quasi tutto, poi adesso non andiamo nei dettagli, ne abbiamo parlato tanto anche in questa sì, sede, certo. quindi 90 è sì una riduzione. La preoccupazione è sempre un po' quella dei tempi, no? Perché poi il 90 non rimarrà 90, si ridurrà, ma il problema adesso è la cessione del credito, non è c'era già prima, quando c'era ancora il 110, perché comunque le imprese possono essere capienti fino a una certa cifra, non all'infinito, e all'inizio quello che ha proprio dato la spinta è stato la possibilità di cedere il credito alle banche, che nella prima versione dei bonus non esisteva. Questo ha aperto il mercato, però poi improvvisamente il mercato si è interrotto e questo è un problema che resta e che sta creando anche un problema di liquidità importante nelle imprese che più si sono spinte ad affrontare e anche ci sono organizzate per gestire i bonus fiscali e le ristrutturazioni che insomma in questo rientrano. Ecco, lei con la sua impresa ha avuto insomma, di questi problemi o insomma, è riuscita a evitarli in qualche modo? No, noi non ci siamo, no, sì, la nostra impresa non si è... Ha deciso però, di non percorrere quella, esatto, quella strada. Però molti colleghi e associati in ANCE e Udine certo. che comunque sì, hanno dei problemi o comunque vanno supportati. Ecco, il fatto anche della costruzione sul nuovo, che ci sia il superbonus, magari tante persone ristrutturano la casa, questo è un'ulteriore spinta negativa nel senso di acquistare il nuovo? Oppure è marginale, perché magari chi ha già ristrutturato la casa, se non ci fosse stato il superbonus non l'avrebbe fatto, però non avrebbe cambiato casa, voglio dire. Ma c'è stata, credo, magari
colleghi di questa sera possono confermare, c'è stata da parte di alcuni la spinta ad acquistare il vecchio per poi ristrutturarlo. E qui con i pro e contro, perché bisogna essere strutturati anche per riuscire a gestire tutto quello che comporta una ristrutturazione. Quindi anche perché le imprese sono sul territorio, sono quelle, e quindi si è visto che aprendo tantissimi cantieri poi insomma non c'era lavoro per tutti, non si riusciva a soddisfare tutti i clienti, no? Questo, e poi c'è stato anche chi magari da privato pensava di riuscire a gestire magari più imprese, più appaltatori, quindi certo. l'impresa, l'idraulico, il progettista, ma insomma poi ognuno deve un po', no, fare il proprio mestiere, non sempre è facile coordinare poi un cantiere, neanche per chi lo fa sempre. Allora direi che ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi con Domini cominciamo a entrare nel dettaglio insomma, del borsino che hanno appena presentato per andare a vedere proprio cifre, zone di Udine, della provincia, quali sono le più vantaggiose e quali le più richieste. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo di casa, del mercato immobiliare della nostra regione, in particolare della provincia di Udine. Lo facciamo con Lino Domini, presidente Confcommercio FIMA di Udine, appunto. Avete presentato il borsino immobiliare all'inizio anno, dicevamo, adesso proviamo a vedere un po' nel dettaglio quali sono le zone, le differenze di prezzo. Ecco, cominciamo a entrarci un pochino dopo. Chiaramente le differenze, ci sono le differenze abbastanza importanti fra quello che è la zona sud di Udine e la zona nord. È chiaro che le variazioni di prezzo del nuovo ha toccato specialmente la parte centrale, quindi la parte del centro storico, come dicevo prima, ma dall'altra parte è anche legato a una zona ospedale che ha sempre un suo perché e una sua richiesta. Immobili che in tempi brevi vengono venduti ma anche locati proprio perché c'è una forte richiesta nel suo nascere. Nel borsino che abbiamo presentato del 2022 abbiamo dovuto ritoccare tutte le parti, tutto il nuovo, un po' su tutti gli immobili, su tutti i 132 comuni che sono presenti nel nostro osservatorio immobiliare della provincia di Udine. Ma questo appunto legato a quelli che sono i costi della costruzione. Quindi sono stati tutti ritoccati a rialzo, o c'è anche qualche zona che magari ha perso un po' di valore rispetto a prima? Sul nuovo sicuramente abbiamo dovuto ritoccare, abbiamo creato una forbice, quindi una forbice che va da una cifra all'altra legata appunto ai costi. Quello che non ha subito variazioni sono quegli immobili che sono vetusti e che necessitano interventi di riqualificazione. Abbiamo un 70% di immobili vecchi realizzati negli anni 50, 60, 70 che chiaramente hanno impiantistiche ancora vetuste e hanno condomini che fortunatamente il 110 ha dato uno stimolo, se non altro per migliorare quello che sono questi immobili che a livello di impianto energetico portano a spese di condominio importanti a 5, 6, 8 mila euro all'anno legate a riscaldamenti e via dicendo. E questa è una situazione che chiaramente è una situazione negativa per chi va a fare un acquisto di immobili di questo tipo. Ecco, per quanto riguarda altre zone invece? Le altre zone sono rimaste abbastanza statiche, ma la problematica è sempre legata all'età del fabbricato, alla posizione, e quindi ogni immobile ha un suo valore legato anche all'esposizione, al traffico e via dicendo. Sì, piccoli, di questi immobili così vetusti che cosa bisogna farne? Adesso vabbè, insomma, bisogna approfittare, magari se uno ha le possibilità per metterci mano e riqualificarli, altrimenti poi sono anche diciamo, immobili, sono soprattutto ereditati di famiglia, difficili da vendere, da piazzare sul mercato. Ma mentre ascoltavo Domini e guardavo le slide, stavo immaginando quando io ho aperto l'agenzia immobiliare, parlo di 30 anni fa a Udine,
e si parlava sempre delle solite due zone, il centro e la zona ospedale, come zone attrattive. Sono passati 30 anni, siamo qua nuovamente a ricordare che sono le due zone attrattive. Questo forse non è un bene Non è un bene, no? perché io penso che comunque il mercato immobiliare, i valori anche vengano determinati innanzitutto dalla zonizzazione in cui si trova un immobile, indipendentemente dallo stato in cui si trova quell'immobile. E quindi io penso che oggi Udine abbia bisogno, come altre molte città, di cui ho avuto anche la fortuna di girare in questi ultimi mesi, e devo dire che il problema di Udine ce l'hanno molte altre città d'Italia. Qui ci vuole veramente un piano di rigenerazione urbana che consenta a zone che abbiamo dimenticato per molto tempo dal mercato immobiliare di tornare protagoniste. Faccio un esempio. La via Cividale è una via in cui è stata appena inaugurata anche un'autostazione per quanto riguarda la Litorina, Cividale, Udine. Beh, io penso che attorno a questo servizio, diciamo, di mobilità sostenibile possa nascere un progetto di rigenerazione di quel borgo, di quella zona, che abbiamo sempre dimenticato e trascurato, e anche i valori oggi la determinano con valori molto bassi sul mercato. Ecco, vedo anche per esempio l'intervento della ex Dormish, ho seguito le demolizioni e devo dire sta cambiando completamente una zona che io ritengo sarà una zona che sarà protagonista nel prossimo borsino immobiliare sia della FIMA che della FIAIP. Quindi io penso ci voglia un po' di coraggio nel non dire che le uniche zone sono il centro di Udine e la zona ospedale, ma abbiamo tantissime altre zone che intervenendo con una miglioria, con i servizi urbanistici, possano oggi tornare veramente protagoniste sul mercato immobiliare. Poi è evidente che la maggior parte delle costruzioni e delle abitazioni di Udine, che oggi ricordo essere 56.000 unità immobiliari, il 70% sono comunque edifici edificati negli anni 60, con impianti centralizzati, facciate da ricostruire, immobili comunque da riportare a un certo splendore, a una certa luce, affinché diventano attrattivi. Ecco, io questo penso sia uno degli obiettivi che sicuramente anche la Giunta Comunale e la prossima Giunta Comunale dovranno avere chiaramente nel loro programma elettorale, perché Udine è una città in cui ogni borgo, ogni zona ha un suo fascino particolare e quindi sta anche a noi operatori del settore, rappresentanti sindacali, secondo me, spronare chi oggi ha responsabilità di governo a riconsegnarci una città migliore di quella che oggi conosciamo. Sì, Martina, condivide questa visione? Sì, assolutamente, poi io non abito neanche a Udine, abito a Codroipo, quindi pubblicizzo anche la provincia. E sicuramente abbiamo poi un bellissimo territorio dove si vive bene, dove anche chi non appartiene culturalmente a questo territorio arriva e vive con piacere, perché i servizi funzionano. Sì. Tutto può essere migliorato, ma i servizi funzionano e sono zone comunque ancora tranquille, dove si vive ben servite, si vive piacevolmente. Parlo anche appunto di tutto il territorio dell'Udinese e anche un po' più distante. A livello di piani regolatori invece più o meno sul territorio come stiamo? Nel senso ci sono aree magari dove si potrebbe cominciare a edificare, aree magari dove si è edificato troppo, insomma qual è la sensazione da questo punto di vista? Perché quando si va a intaccare una zona magari più verde c'è subito qualcuno che dice no ma salviamo questa parte del territorio. Quello che mi sento di dire è che bisogna avere attenzione alle zone che vanno riqualificate, quindi non tanto le zone verdi quanto le zone che sono da sistemare vanno prese in considerazione per fare un progetto a lungo termine che sia una riqualificazione che permetta quindi di rispondere sia all'esigenza abitativa che anche all'esigenza di riqualificazione del territorio e ce n'è anche da noi. Domini, insomma, tanto per chiudere insomma, il giro sul fatto insomma, di riqualificare anche altre zone, di renderle più attrattive, magari come faceva insomma, riferimento anche piccoli, l'ex Dormice, insomma, mettere lì un polo, una cosa che sia molto attrattiva, è chiaro che riqualifica anche tutto il resto. Allora, innanzitutto sappiamo che tutte le zone sono legate dai piani regolatori per cui queste sono determinate nel tempo e quindi questa è una situazione che è legata più a quello che è l'amministrazione. Certo. La mia preoccupazione è una preoccupazione legata invece a quelli che sono i negozi, che purtroppo stanno tutti soffrendo. Negozi che al mare hanno una situazione nettamente diversa a livello di canoni, a livello di valori, o nelle zone turistiche. Purtroppo in una città come Udine i negozi stanno soffrendo tutti
no? E quindi sia sulla locazione sia sulla compravendita degli stessi. Quindi questa è una situazione che causa la vendita online, ha determinato un peggioramento della situazione, e la mia preoccupazione è lì, perché il negozio è una parte importante che se è attiva dà volano a tutto il mercato immobiliare, quindi a tutto il residenziale che è attorno, dà un volano positivo e crea anche un volano sia nella ristrutturazione, ma un volano anche sia a livello di valori poi finali. Purtroppo la vendita online non è una situazione positiva, e il fatto di consumare sotto casa, che è uno slogan creato da Confcommercio, è proprio questo. Allora, a proposito proprio di negozi, sentiamo quale sarebbe un po' l'idea, anche per ridare un po' di sprint proprio sul fronte che diceva lei, di Alberto Marchiori, già presidente di Confcommercio Pordenone, ma anche regionale, oggi presidente di Sviluppo Territorio, peraltro titolare anche di un'agenzia immobiliare. Sentiamolo in questo servizio. Cedolare secca per i proprietari dei piccoli negozi in alternativa all'abbattimento di una parte dell'IMU. Sono queste le proposte messe in campo da Alberto Marchiori, presidente di Sviluppo e Territorio, per venire incontro alle esigenze dei commercianti. Una ricetta che almeno sulla carta dovrebbe aiutare a ripopolare i centri ed evitare così che i negozi restino sfitti. Con delle agevolazioni i proprietari potrebbero quindi avere la possibilità di mantenere calmierati gli affitti dei locali. I commercianti, come tutti gli imprenditori, hanno bisogno di molta innovazione, formazione, ma anche agevolazioni. Per esempio, una su tutti è quella del canone di locazione, che oggi, aggiunta alle spese di gestione, elettricità, gas eccetera, diventa una grande bossa al piede. Allora, come fare? Anche con l'Associazione Nazionale dei Piccoli Proprietari, Confcommercio, stiamo cercando di proporre una sorta di cedolare secca, anzi la cedolare secca, come avviene già per gli appartamenti, per il residenziale, che in questo caso dovranno essere predisposti ad hoc per questo settore, mettendo dei canoni concordati sul territorio e quindi con parimenti un'agevolazione per i proprietari degli immobili, che può essere la cedolare secca al 10% o in parte l'abbattimento dell'IMU, come avviene già per gli appartamenti. Piccoli, potrebbero essere insomma delle armi idonee queste? Ma sì, noi come federazione abbiamo già proposto anche in fase proprio di emendamento la legge di stabilità, quindi la legge appena approvata dal governo, quella che è la cedolare secca per quanto riguarda le attività commerciali, quindi i negozi, e anche il recupero di quello che è l'IMU, e quindi il recupero proprio in dichiarazione dei redditi di quella che è comunque l'IMU, ben sapendo che l'IMU molte volte grava il proprietario e non l'inquilino, quindi dobbiamo anche cercare di capire che molte volte i conduttori, quindi i negozianti, per la maggior parte sono in affitto, quindi su questo dovremo fare una riflessione. Io penso invece che da quando questa riserva di caccia, la chiamo simpaticamente riserva di caccia, quindi il fatto che prima erano contingentate, quindi le aperture delle attività, e quindi tutti difendevano il loro territorio con l'esclusività sui prodotti, oggi questa riserva di caccia non esiste più e c'è un mercato molto selvaggio. Io penso che invece a guidare quello che è il negozio di vicinato debba essere la residenzialità e il turismo, quindi persone che comunque occupano quegli spazi, che vivono quegli spazi, e che il negozio sia veramente a servizio sia del turista che del residente. Quindi è chiaro che si dovrà partire guardando molto attentamente oggi la residenzialità di quello che è per esempio il centro di Udine e anche di alcune periferie. E con interventi, prima anche sono d'accordo con quanto affermato dalla Presidente di ANCE, non serve costruire e occupare altro territorio. Penso che la storia ci abbia insegnato che quello che abbiamo consumato, quello che abbiamo utilizzato sia più che sufficiente, anche guardando i dati demografici. Certo. Ricordo Udine oggi, ricordavo prima, 56.000 unità immobiliari, sono 49.000 i nuclei familiari che le abitano e abbiamo un primo differenziale di 7.000 unità. Togliamo chiaramente le unità occupate da non residenti e quelle inagibili, oggi abbiamo circa 3.000 case, chiamiamole case per essere chiari con chi ci ascolta, che hanno le luci spente. Quindi non c'è alcun tipo di esigenze per quanto riguarda
le nuove costruzioni. Un invito è magari recuperare, guardare al patrimonio pubblico che oggi è vuoto, con le luci spente, e guardare anche un programma di edilizia sociale che questo Paese per molti anni si è dimenticato di attuare, un vero e proprio programma di edilizia agevolata, di edilizia convenzionata, perché ricordiamoci che le crisi che abbiamo passato, che stiamo vivendo, che ancora capiteranno, perché ormai siamo abituati a tutto e possiamo aspettarci tutto, ha visto trasformare la società in quella fascia, che era una fascia importante dal punto di vista economico, che oggi è diventata una fascia grigia, cioè una fascia di persone che non hanno la possibilità di accedere a quello che è l'ATER, perché sono troppo ricche, e non hanno la possibilità di accedere al mercato libero perché sono troppo povere. Quindi c'è questa fascia che oggi cerca una risposta. Io penso che oggi un intervento sul patrimonio edilizio, recuperandolo, e ricordo che Udine ci sono parecchie unità immobiliari di proprietà pubbliche, potrebbe essere una bella risposta per portare la residenzialità e di conseguenza i negozi di vicinato poi vedrebbero nuovamente la luce accesa. Per quanto riguarda l'intervento dell'ex presidente di Confcommercio regionale Marchiori, io penso che qui dobbiamo tutti quanti avere il coraggio di chiedere al governo di rivedere completamente la legge per quanto riguarda i contratti di locazione, che oramai ha oltre 40 anni, non è più attuale. Il 6+6 per il commerciale lo vedo veramente fuori dal mondo, e questo penso sia la vera leva che blocchi oggi la possibilità di affittare per periodi diversi, a condizioni diverse, molti locali. Quindi una revisione completa sia per quanto riguarda gli affitti commerciali e di conseguenza anche quelli residenziali. Eh sì, il mondo corre, cambia e si modifica velocemente, forse in effetti questi sono tempi un po' superati. Ci fermiamo noi per la pubblicità, restate con noi perché poi insomma cerchiamo di capire anche qual è il mercato delle case vacanza al mare in montagna tra poco. Insieme con Economai FVG parliamo di casa, insomma diciamo nella prima parte abbiamo affrontato la città, adesso ci spostiamo nelle località di vacanza. Domini, per quanto riguarda il mare, la montagna, sicuramente abbiamo visto che insomma, negli ultimi mesi, negli ultimi paio d'anni, insomma, sicuramente è ritornata voglia di riacquistare una seconda casa, insomma come sta andando? Esatto, in effetti il lockdown ha spinto le persone in un primo momento a quello che era il cambiamento importante, che era la parte residenziale, per cui l'acquisto dell'immobile che abbia il giardino, che abbia la terrazza, la posizione, l'ampliamento dell'immobile, perché magari facevano uno smart working, eccetera. Dopodiché abbiamo riscoperto comunque persone che hanno investito su quello che è il mare e la montagna, perché chiaramente la paura del Covid era quella di non andare troppo lontani o andare all'estero, e quindi di avere uno sfogo immediato in Friuli abbiamo a 100 km siamo in montagna in confine, e dall'altra parte 60 km siamo al mare, per cui molto vicini e in tempi brevi uno raggiunge le diverse località. Meraviglia è quello che è stato l'acquisto anche di immobili o di casette che poi sono state messe, risistemate, eccetera, in località che non sono né al mare né in montagna. Per cui la positività è appunto quello diciamo, della dismissione e della vendita di questi immobili. E come prezzi, se parliamo appunto di mare e montagna, a quanto stiamo? Beh, è chiaramente un Lignano che ha un bacino di clientela che viene dal nord Italia e anche dall'estero, quindi dall'Austria e dalla Germania. I prezzi sono nettamente diversi e possiamo toccare a cifre che possono toccare i 7.000 euro, ma queste dipendono anche dalla posizione, dalla tipologia dell'immobile e da come è stato realizzato. Lignano chiaramente è stato realizzato tutti questi condomini abbastanza avveniristici e quindi anche di un impatto diciamo del nuovo e del bello, e quindi sono stati venduti perfino sulla carta nel momento in cui sono stati immessi sul mercato. In montagna comunque in Tarvisio e Sappada, che sono praticamente le parti più importanti alle zone a livello turistico, hanno avuto un bel incremento ed è un fior fiore di richiesta anche di immobili in quelle zone.
Anche lì come prezzi, quanto si tocca? Beh, tocchiamo i 2.850, quello che è al massimo a Tarvisio, e Camporosso, chiaramente, che Sì. Camporosso è quello che ha una virgola in più rispetto a Tarvisio, e dall'altra parte invece abbiamo Sappada che tocca i 4.000. Tocca i 4.000. Parliamo sempre di nuovo, è sempre una forbice, perché poi è chiaro che dipende dalla posizione, dal panorama o dalla vista mare, e quindi varia sicuramente, anche se il condominio è in posizione vista spiaggia, ma se mi vede la laguna i valori sono diversi. Sì, sì, insomma, diciamo queste erano un po' le cifre massime. Martina, per quanto riguarda poi l'acquisto della casa, si sa che se ci si rivolge all'impresa si paga una percentuale di IVA, se ci si rivolge al privato se ne paga un'altra, e questa purtroppo è sicuramente per voi una palla al piede, ecco, anche se ci sono delle novità. Insomma, Allora, in vista. sì, perché è spesso una sorpresa magari per il cliente, perché che non acquista normalmente casa, magari lo fa una volta nella vita, certo. e l'impresa parla sempre al netto di IVA e alla fine insomma pesa, l'IVA pesa. Siamo al 10%, tanto per capire. Sì, prima no? casa è 4, Prima casa 4, altrimenti seconda 10. casa, adesso parlavamo. C'è una novità, la legge di bilancio prevede un aiuto, e io la vedrei più che altro, diciamo, un'attenzione nei confronti del costruito che sia costruito in classe A o B, quindi è un'attenzione anche al risparmio energetico, perché per il 2023 è prevista una riduzione del 50% da recuperare in 10 anni sull'IVA, quindi che sia al 4, al 10 o al 22, e comunque facendo i conti le cifre non sono esorbitanti, però sono comunque un bel aiuto e appunto dimostrano comunque un'attenzione nei confronti del costruito bene. Sì, si vende ancora sulla carta, funziona, insomma, si riesce ancora a vendere qualcosa o Allora, meno che in passato? sì, si vende nei posti che sono molto appetibili e dove non c'è tanta richiesta, ma non c'è tanta offerta sul mercato. I posti turistici, penso che voi possiate confermare, sono, soprattutto se la posizione è buona, sono ancora ambiti, si vende ancora sulla carta, ci sono casi in cui si vende anche al telefono, no? Le agenzie non mi dicono, Certo. riescono a vendere al telefono. Spesso anche agli acquirenti stranieri che comunque amano la nostra terra, amano le nostre spiagge E si fidano anche, diciamo, delle nostre imprese in questo caso. Evidentemente sì, Che non è evidentemente sì. Per quanto riguarda invece, diciamo, le preoccupazioni, questa è una domanda un po' che faccio a tutti, magari partiamo da piccoli, che ci sono, naturalmente il caro vita oggi si fa sentire. Abbiamo visto gli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, questo fa salire anche le rate dei mutui ovviamente perché il costo del denaro aumenta. Questo potrebbe essere un freno? Partiamo da piccoli o è un passaggio e poi insomma, come si sa, l'inflazione sale, poi scende, quindi insomma c'è da aspettarsi un andamento di questo tipo? No, diciamo innanzitutto che il mercato immobiliare oggi gode di un grande equilibrio, a mio avviso, tra quello che è il prezzo di mercato delle unità immobiliari e quello che è la rendita o la redditività di una famiglia. Questo è un elemento molto importante affinché il mercato sia equilibrato. Quindi posso dire, come avevo già ripetuto a giugno, mi pare, dove il dottor Micheluzzi siamo visti qui proprio in questa trasmissione, in cui affermavo che qui non c'è alcun rischio di bolle immobiliari. Quindi c'è un grande equilibrio in questa nostra regione. È chiaro che oggi, se guardiamo i dati, anche perché poi sono i numeri che ci indicano un orizzonte lungo, al di là delle opinioni che sono tutte legittime, ma i numeri ci indicano la strada. Oggi vediamo che comunque in questa regione, a fronte di 17.500 compravendite 2021, quest'anno chiuderemo a circa 17.800, sfioreremo le 18.000, ma il 50% sono sostenute comunque dal mondo del credito. Quindi parliamo di un mercato immobiliare che cuba grosso modo 2 miliardi di euro su questa regione, di cui 1 miliardo è stato sostenuto dal sistema bancario. Le condizioni dei mutui le conoscevamo tutti ed erano anche semplici, erano facili perché erano quasi allo zero. Oggi qualcosa è cambiato. Devo dire che siamo passati, dovrebbe esserci una slide in cui ci dimostra come dal 2018 al 2023 si stanno modificando quelle che sono le percentuali sul credito, che ripeto,
incide nel 50% del mercato, quindi è una leva fondamentale. Devo dire che oggi siamo su circa il 3,5 per quanto riguarda il variabile, sfioriamo il 4,5 per quanto riguarda il fisso, che in termini proprio per farci capire vuol dire grosso modo questo aumento circa 2-3 euro al mese in più, 1.000-1.200 euro all'anno per quanto riguarda le famiglie mutuatarie. Ma a preoccupare non è il tasso, che comunque è un tasso ancora molto basso. A preoccupare è comunque l'iniziativa della Banca Centrale Europea che per raffreddare questa inflazione, che ricordo ormai essere vicino al 12%, ha aumentato il tasso. Probabilmente entro anche quest'anno ci sarà un lieve aumento di quello che è il tasso per quanto riguarda il denaro e questo andrà sicuramente a frenare quelli che sono i consumi. Andrà anche a premiare quelli che sono i depositi bancari, che in questa regione sono circa 25 miliardi di depositi sui conti correnti. Sì. Quindi un'azione della Banca Centrale per frenare la domanda e lavorare quindi come leva per l'abbassamento di quelli che sono oggi i costi. L'obiettivo è portare l'inflazione al 2%. Questo evidentemente inciderà sul mercato immobiliare, ma sarà un'incidenza veramente fisiologica, che inciderà sicuramente per quanto riguarda il 2023, quindi ci attendiamo nel 2023 un calo, ripeto, fisiologico di quelli che sono il numero di compravendite, pur essendo la domanda molto importante, perché ricordo la domanda che ha fatto prima lei a Domini e anche all'ingegner Martina per quanto riguarda le seconde case al mare e montagna, beh, io le chiamo in maniera molto simpatica le seconde prime case, perché oramai in queste seconde prime case ci passiamo le ferie, il fine settimana, ma le utilizziamo anche come rendita che ricordo essere oggi di circa il 5%. Quindi è un investimento molto importante e la domanda è sostenuta. Però torniamo alla sua domanda, ripeto, la domanda quindi per quanto riguarda l'acquisto della casa è, ripeto, sostenuta, ma è una domanda che sicuramente sarà più debole nei confronti dell'istituto bancario che dovrà finanziare l'acquisto, perché ricordo che se prima, e quindi 8 mesi fa, l'istituto bancario nel valutare la mutuabilità del contraente ti chiedeva quant'è la tua rendita mensile familiare, ipotesi 3.000 euro, divideva quei 3.000 euro per 3, quindi tu potenzialmente potevi accedere a un mutuo in cui la rata era di 1.000 euro. Oggi questa divisione è cambiata, non è per 3, sarà molto più vicina al 5, quindi capite bene che il costo della vita unitamente alla più difficile mutuabilità potrà chiaramente incidere per quanto riguarda il mercato immobiliare, ma noi siamo una grande regione, che voglio ricordare, una regione speciale e molte volte ce lo dimentichiamo. Saremo sicuramente sostenuti e sosterrà il mercato immobiliare, comunque anche l'approvazione nella triennale dei 30 milioni di euro per 3 anni per quanto riguarda l'edilizia agevolata, in particolare aumentando il contributo per gli under 35, cosa molto importante. Quindi unitamente, ripeto, alle agevolazioni agli under 36 statali che sostanzialmente acquistando un immobile oggi vengono garantiti dallo Stato per quanto riguarda il mutuo, quindi il capitale, e non pagano neanche le imposte di registro per quanto riguarda l'acquisto unitamente al contributo nostro regionale, penso che il 2023 sarà un anno complicato, difficile, di cui tutti quanti ne siamo coscienti, però ci porterà a un 2024 in cui riprenderà la salita del mercato immobiliare che si è dimostrato in questi 2 anni molto particolari essere comunque un bene rifugio che non ha tradito le aspettative. Grazie, allora ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Ultima parte di Economai FVG, parlando di casa dobbiamo toccare anche un altro tema, è una novità per quest'anno, è entrata in vigore proprio il 1° gennaio del 2023 ed è la nuova IMU regionale, se vogliamo chiamarla così, lo sentiamo in questo servizio, poi lo commentiamo con gli ospiti tra poco. Dal 1° gennaio 2023 addio all'IMU e spazio alla nuova imposta regionale. L'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha presentato lo schema del disegno di legge sull'imposta locale sugli immobili. La notizia più importante è che non ci sarà nessuna tassa sulla prima casa. A differenza della norma nazionale, spiega Roberti, questa sarà esclusa e non esente, questo per tutelare il bene primario, rispettando i valori garantiti dalla Costituzione, quali la tutela della famiglia e del risparmio. Quello che invece con la nuova norma muterà sono le aliquote applicabili
le diverse tipologie di immobili che diventano 3, i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili. Restano le aliquote dello 0,5% per le abitazioni principali di lusso, dello 0,1% per i fabbricati rurali a uso strumentale, esenzione per i beni merci, dello 0,76% per i terreni agricoli, a meno che non siano esenti, dello 0,86% gli altri immobili. Viene poi inserita a livello regionale l'aliquota dello 0,86% per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, per le aree edificabili e per i fabbricati strumentali all'attività economica. La scelta è stata fatta per poter tarare meglio eventuali interventi sull'IMU. Grazie a questa modularità, ha sottolineato Roberti, i comuni possono attuare politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Inoltre si prevede che i comuni mantengano la possibilità di manovrare le aliquote in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dalla forchetta stabilita dalla normativa statale, ha concluso l'assessore. Ecco Domini, insomma, come vede insomma, Confcommercio questa novità? Sicuramente se è una novità in cui c'è un risparmio, e questo qui è una novità, è positiva, ma se non c'è un risparmio chiaramente la situazione va a intaccare, specialmente perché in tutti gli associati la sofferenza dell'energia in tutti i negozi chiaramente e della gestione anche dal personale, perché la difficoltà è legata anche a questo, e quindi tutte le attività commerciali associate a Confcommercio che sono proprietari anche degli immobili o che sono anche in locazione possono avere delle ripercussioni che possono essere anche negative, insomma, perché in realtà le difficoltà del personale, le difficoltà anche di quelli che sono i costi energetici hanno creato una situazione che non è tanto positiva e spero che non ci siano ripercussioni future in quelle che possono essere chiusure di attività commerciali. Martina, insomma, questa nuova misura sembra mettere proprio al sicuro al 100% la prima casa, la casa di proprietà. Poi, insomma, come vedete voi di ANCE questa novità? Allora, innanzitutto, come dicevo anche prima, il fatto quando c'è attenzione nei confronti del nostro settore non possiamo che essere contenti. L'attenzione alla prima casa in particolare, proprio perché è un bene primario, perché la nostra regione è sempre stata legata alla proprietà della prima casa, quindi assolutamente un plauso su questo. E poi una scelta della regione che comunque intenda riuscire a mirare meglio imposte, costi, comunque ad avere un'attenzione, una certa flessibilità sul territorio e sui residenti è comunque un segnale positivo. Piccoli? Ma questa è una grande cosa, a mio avviso è una grande conquista da parte del governatore Federica e anche dell'assessore Roberti. Finalmente possiamo governare a casa nostra quella che è la fiscalità immobiliare. È chiaro che questo accordo è stato fatto con lo Stato, dove la Regione si è impegnata comunque a versare nelle casse nazionali 91 milioni di euro. Per cui sarà importante vedere il consuntivo 2023, entrata in vigore appunto di questa nuova possibilità, e poi a fine anno trarre quelle che sono le conclusioni, in particolare per riuscire tutti insieme a spalmare e governare questa leva importante, ripeto, che governa la fiscalità. Grande attenzione, ma di questo ne abbiamo parlato anche già con la giunta regionale, sarà la perizia sui beni che poi saranno oggetto di aliquote, quindi una valutazione molto seria di quelli che sono i valori dei terreni, in particolare edificabili, dei beni strumentali. Sarà molto importante calcolare molto bene la base imponibile e poi attenzione anche alla forbice, quindi questa finestra che tutte le amministrazioni comunali potrebbero aprire. Ecco, qui ci vuole chiaramente un patto molto forte e un governo che sia lineare con gli obiettivi che comunque la Regione si è posta. Ecco, per quanto riguarda la riforma del catasto, a cui insomma si guardava come una cosa che sembrava imminente, adesso sembra essersi un po' allontanata, però tutti dicono insomma prima o poi bisogna arrivarci. Allora, sulla riforma del catasto devo dire la Comunità Europea sono almeno 4 anni che ce la sta chiedendo. Abbiamo tutti quanti notato che è uscita dall'agenda parlamentare e governativa. È chiaro che l'Europa continuerà, in particolare quando ci ha
presentato o ci presenterà il conto dei 200 miliardi del PNRR, è chiaro che comunque qualche riforma va fatta. Noi su questo stiamo lavorando attentamente a Roma, direttamente con il governo, e riteniamo che sia comunque equo un riaccatastamento, perché ci sono ancora delle strutture molto alte nel nostro Paese. È chiaro che questo però non deve colpire, non deve aumentare quello che è la tassazione sugli immobili, che oggi ricordo essere molto alta, in particolare dal 2011 è aumentata con l'IMU, prima ICE eccetera, di circa 29 miliardi di euro. Quindi il settore ha già dato, il settore oggi va aiutato, quindi noi vediamo con interesse questa riforma, però non deve intaccare assolutamente quello che è la fiscalità generale del patrimonio italiano. Ecco, Domini, su questo? Sicuramente se vanno a toccare quello che è il catasto, e quindi ritoccando tutte quelle che sono le rendite catastali di ogni immobile, può creare fin dall'inizio nell'acquisto dell'immobile già una tassazione già dal notaio, per cui le seconde case rischiano di non essere più vendute e quindi avere un invenduto sulle seconde case, e dall'altra parte il fatto anche che chi compra come prima casa, al di là delle persone che sono under 36, che quindi hanno l'agevolazione della tassazione, rischiano di pagare importi abbastanza importanti nel momento in cui fanno l'atto definitivo come tasso di registro, perché viene calcolato sulla base di quello che è la rendita catastale moltiplicata per i coefficienti del 115 o del 126 sulla base della prima o seconda casa. Eh sì, sarebbe una piccola grande rivoluzione in quel caso. Allora siamo quasi alla fine della trasmissione, domani ci sono le previsioni del vecchio venerando. Oggi, insomma, abbiamo sentito le previsioni che ha fatto Piccoli per il 2023, li chiedo anche ad Angela Martina, a nome di ANCE, insomma, che cosa vi aspettate per quest'anno che è appena iniziato? Allora, siamo ottimisti intanto, che va bene. Che non guasta. Che non guasta. Ci aspettiamo che i costi dei materiali, che hanno raggiunto cifre importantissime quest'anno, hanno veramente destabilizzato il nostro mercato, sia pubblico che privato, che si assestino, e gli ultimi segnali vedono comunque un assestamento dei costi. Accompagnato da un assestamento dei costi dell'energia, allora a questo punto darebbe maggiore stabilità al nostro settore. Detto questo, per quanto riguarda il mercato immobiliare, che sta andando, come abbiamo visto, sta avendo numeri e risultati importanti, ci aspettiamo che mantenga dei buoni risultati e che anche la parte del pubblico, quindi gli appalti pubblici, che negli ultimi tempi non sono stati quelli trainanti il mercato, perché il mercato è stato trainato più dal privato. Comunque che riprendano. Anche in questo la fine d'anno ha dato dei buoni segnali, perché il PNRR sta dando i suoi frutti e quindi c'è stata una ripresa dei bandi d'appalto, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Ci aspettiamo una spinta anche per le infrastrutture, quindi investimenti in infrastrutture, anche perché anche dal punto di vista complessivo, sociale, non solo delle imprese, sono assolutamente improrogabili. Grazie, allora io ringrazio molto i nostri ospiti che sono stati qui questa sera, Leonardo Piccoli, Lino Domini, Angela Martina, grazie e buon lavoro, insomma, visto che ce ne sarà da fare per voi in quest'anno, insomma, sperando che le previsioni che ci avete dato, insomma, si realizzino, anche quelle di Piccoli, insomma, che dice 2023 un po' così, però poi 2024 si riparte alla grande, come abbiamo visto anche Domini. Mare e montagna tirano sempre. Grazie alla regia di Martina Beraldo e Fabio Di Bernardo, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con Economai FVG è per giovedì prossimo. Buona serata a tutti.